Buongiorno e buona domenica a tutti! Io sono Veronica e siamo in diretta dal palazzetto di San Martino di Lupari per la quarta giornata di futsal di Serie A. Bentornati nel palazzetto di casa del VIP, il cui avversario di turno sarà Città di Falconara, squadra che non ha bisogno di presentazioni. Le ragazze del VIP hanno voglia di riscatto dopo che 7 giorni fa le venete sono ritornate a casa con la prima sconfitta stagionale e con la sensazione di essersi fatte sfuggire 3 punti che erano alla portata. La formazione veneta ha visto perdere sotto porta troppe occasioni. Sicuramente un po' di fortuna, visti 4 legni colpiti, ha avuto la meglio contro CMB. Nella parte finale della partita si è cercato di pareggiare i conti con il portiere di movimento, ma ciò non è stato sufficiente, appesantendo il risultato finale. Infatti il match si è concluso con un 5-2 per le padrone di casa. Nonostante le tante difficoltà, anche difensive, le ragazze venete hanno sicuramente lavorato con intensità durante la settimana per migliorarsi. Come sempre scenderanno in campo senza alcun timore e con la loro caratteristica determinazione per conquistare altri punti importanti. Per invece Città di Falconara, questa è la seconda trasferta stagionale. Le marchigiane salgono di nuovo al nord per venire qui a San Martino, proprio in questo palazzetto, dove le marchigiane esordirono in Serie A nell'ottobre del 2013. Sono 8 i precedenti tra Falchette e Venete, 7 i successi falconaresi ed un pareggio. Gli ultimi 2 incroci sono stati a livello di play-off scudetto con i quarti di finale dello scorso maggio. Curioso anche come entrambi i 2 precedenti, giocati nella scorsa stagione a San Martino, siano finiti in parità. Il CS in post-season si è tramutato poi in un successo falchetto ai supplementari, ma andiamo a vedere ora le formazioni che stanno per scendere in campo. Per Falconara col numero 1 Sestari, numero 2 Pesaresi, numero 4 Cortés, 5 Praticò, 7 Balardin, ex giocatrice del VIP nonché ex capitana, numero 9 Pirro, numero 11 Elpidio, 12 Bordacchini, 15 Gaspari, 16 Ferreira, 21 Ferrara, 23 Gregori, allenatore Giulia Domenichetti. Per le padrone di casa, numero 1 Riccottini, numero 19 Carretta, numero 15 Kubasek, 6 Fernandez, 14 Andreia, 10 Giulia, 9 Vanessa, 8 Picinno, 3 Maddalena, 7 Chiaradia, 11 Troiano, 13 Bernardelle. Ed ecco che si preparano in campo le 2 formazioni. Vediamo con la maglia bianca le marchigiane che sono già pronte, mentre le padrone di casa in maglia giallo-nera si sistemano ora al centro del campo, tutti pronti a regalarci sicuramente un ottimo spettacolo, viste le 2 importanti formazioni VIP che ormai è Club Veneto, che ormai è in pianta stabile nella massima serie da diverse stagioni, ora appaiato in classifica con 4 punti con CDF. Ed ecco che il fischio arbitrale dà il via al match con subito un possesso che però dura per pochi secondi di Città di Falconara e subito può tornare in attacco il VIP con la rimessa di Andreia. Attacco controllato dalle ospiti che muovono il pallone restando ancora in una zona abbastanza distante dalla porta avversaria. Subito in campo anche l'ex di turno 7 Giorgia Balardin. Rimessa per il VIP che torna in attacco con un buon passaggio profondo che realizza subito la prima rete. A pochissimi minuti dall'inizio del match il VIP mette il naso avanti con una splendida collaborazione
e si porta in vantaggio sull'1-0. Rivediamo il replay di come il perfetto passaggio sia arrivato dalla compagna che ha servito un ottimo pallone. Ed ecco che Kubasic realizza la sua prima rete in campionato italiano. Anche la collega Giulia aveva realizzato il primo gol nella Serie A italiana nello scorso match, nello scorso weekend. Soddisfazione importante per entrambe le polacche che sono entrate solo da questa stagione in questo formidabile club veneto. E subito si prepara anche la formazione di mister Domenichetti in difesa, prova a pressare il possesso del VIP. Torna di nuovo in attacco la squadra di casa, possesso che non dura a lungo. Buoni passaggi per Falconara che prova un'accelerazione con Balardin, prova a caricare e a trovare la rete, ma la palla passa parallela alla porta avversaria e non trova la soddisfazione personale contro le ex compagne di squadra. Sestari rimette la palla in gioco, trova subito una compagna in punta, muove bene Ferreira il pallone, prova a far arrivare, recapitare un buon pallone alla compagna Ferrara, palla che però sfugge al controllo alle marchigiane. Questo è un ottimo regalo per il VIP che però non riesce a concretizzare, non arriva perfettamente da Andrea il pallone. Palla che esce sul fondo. Cronometro che torna a scorrere. Un VIP che continua a condurre l'attacco. Altro passaggio profondo, questa volta un po' troppo avanti rispetto alla posizione della compagna. Infatti Fernandez non riesce a fermare il passaggio di Vanessa. E così ritorna in attacco Falconara, si muove bene, riesce a superare la difesa avversaria. Elpidio, l'ultimo tocco secondo l'arbitro è della giocatrice maglia giallo-nera e quindi rimessa per le ospiti. Palla di nuovo in punta, smista bene Ferreira ma non sufficientemente preciso il suo passaggio. Ed ecco di nuovo tocchi veloci e rapidi con cambi di possesso repentini che fanno alzare l'intensità di gioco che è partita già a un buon e intenso livello. Vanessa vede arrivare la difesa avversaria, lancia la palla lunga sperando nella collaborazione con Fernandez. Ciò non avviene e quindi la squadra veneta ritorna in difesa. Finta rete di passaggi per il Falconara fino a quando non decide Balardin di provare a superare l'ex compagna Vanessa. Ma per lei in questo momento calcio d'angolo. Fiato sospeso, si era intravista la prima soddisfazione personale per Elpidio, ma la posizione ottima della difesa veneta ha deviato il pallone ed è ancora rimessa per giocatrici maglia bianca che sfiorano una rete, palla che colpisce il palo. Rivediamo il replay di come dalla punta sia stato ben servito il
pallone a Elpidio, che con un colpo di tacco non è riuscita a centrare bene la porta. Seconda occasione che sfuma per il Falconara. Diventano sempre più pericolose le ragazze di mister Domenichetti, che continuano a restare nella metà d'attacco. Tanto vediamo che si sta scaldando una giocatrice per il VIP, pronti ancora però in difesa a parare un'altra occasione di rete. Il VIP si muove bene in difesa, resta presente. Calcio d'angolo, no, rimessa laterale. Palla che torna in punta, carica di nuovo Balardin. Non riesce la collaborazione con la compagna, non riesce Ferrara ad avere un buon controllo del pallone. Ed ecco infatti nel frattempo che fa il suo esordio in questa giornata Bernardelle Marta con il numero 13, classe 2001. Si lotta per mantenere il pallone inattivo, ma non sfugge al sapiente occhio dell'ufficiale di campo la palla che esce dalla linea del campo, e quindi di nuovo possesso per Falconara, che prova nuovamente a trovare una rete sempre dalla posizione di punta. Ed è lì infatti che torna ora il pallone, sempre da Ferrara, che gioca con Ferreira. Intercetta un buon pallone Fernandez, questo permette alla sua formazione di tornare in attacco, ma decide di fare un passaggio all'indietro per la compagna. Non avviene la giocata sperata ed ecco un ulteriore cambio anche per Falconara, che mette in campo Cortés Martin Letizia. Taglio visto sia dall'attacco che dalla difesa, infatti non viene ben recapitata la palla a Ferreira, però il Falconara ritorna in attacco, conduce il gioco con una serie di buoni passaggi, fa muovere la difesa avversaria e accelera spostandosi sulla fascia destra Ferreira. Carica di destro, ma c'è altrettanto la presente e precisa difesa di Vanessa. Calcio troppo alto quello di Elpidio, che non trova nulla se non il muro perimetrale della palestra. Ricottini rimette la palla in gioco, altri 14 minuti e poco più di 30 secondi a disposizione di questo primo tempo di match. Un match che è iniziato subito con una forte intensità e determinazione da parte di entrambe le squadre. Avevamo detto all'inizio che il VIP sarebbe sceso in campo senza timore e con determinazione, ce lo sta proprio dimostrando. Abbiamo nel frattempo un'altra occasione che sfugge al Falconara. Sono numerosi i tentativi di rete della squadra di mister Domenichetti, che continua però a rimanere in attacco. Il VIP protegge al momento con maestria la propria porta anche ben protetta da Ricottini, infatti vediamo come in scivolata riesce ad allontanare un pericoloso pallone. Ci riprovano le ospiti, muovono di nuovo il pallone sulla fascia alta della zona d'attacco, ma interviene la difesa ed il sapiente piede di Vanessa che calcia via il pallone, trova Troiano, il capitano carica anche di sinistro ma non trova la rete come sperato. Rinvio in campo da parte di Sestari. C'è incomprensione tra
Cortés e Praticò. Rivediamo il replay di come è sfumata l'ultima occasione speciale a disposizione delle marchigiane, che non riescono ancora a trovare una soddisfazione personale, e così il VIP continua ad essere in vantaggio sull'1-0. Passaggio lungo e profondo, passaggio però impreciso che non riesce ad essere ben recapitato da Maddalena, numero 3 del VIP, entrata in questa quarta giornata. Ottima parata anche per Riccottini. Continua a rimanere alta l'asticella di attenzione in difesa per le venete. Vediamo infatti il replay di come dalla fascia sinistra avesse ben preso la mira la giocatrice in maglia bianca. Triplicata in difesa Ferreira. Ed ecco che ci riprova Falconara con Praticò, che prende iniziativa e prova, nonostante la pressante difesa veneta, a trovare la rete, ma ciò non avviene. Ulteriore cambio per Domenichetti, per mister Domenichetti, che rimette in campo la numero 21, Ferrara Erika, il capitano della formazione marchigiana. Rimessa laterale che fa tornare a scorrere il cronometro con numerosi buoni passaggi da parte delle ospiti. Palla che torna spesso al controllo di Ferreira, vede il buon taglio di Praticò, che però non trova la porta. Dalla fascia destra aveva provato a caricare senza successo. Calcio d'angolo per le ospiti. Interviene Troiano che blocca l'iniziativa delle ospiti. Ed ecco di nuovo che Salvador, in collaborazione con Troiano, collaborazione che non frutta come sperato, e quindi le giocatrici in maglia giallonera tornano in difesa. Nel frattempo l'ex di turno numero 7 è ritornata in campo, torna a collaborare con le ospiti che muovono bene il pallone in punta. Palla ora per Cortés, che prova a recapitare un buon pallone a Praticò senza successo. Passaggio che corre sulla linea laterale fino ad uscire, quello operato dal VIP. Non trova la compagna come sperato, e quindi la formazione veneta torna in difesa con Salvador presente in difesa, pressa l'attacco di Ferrara. Palla per Ballardin che smista per Cortés. Di nuovo una collaborazione tra Cortés e Ferrara. Ultimo tocco del padrone di casa, quindi la rimessa sarà del Falconara. Troiano però intercetta un pallone vagante, prova a mantenere in vita l'attacco veneto senza però riuscirci. Calcio d'angolo
per le ospiti. No, l'arbitro richiama la giocatrice a posizionarsi per una rimessa laterale, prova a caricare di sinistro e si dispera Ferrara, sperava di riuscire a mettere la palla in porta, ma ancora non è stato il momento giusto. Si lotta per il pallone, chiede l'aiuto delle compagne. La numero 10 del VIP rimessa ancora per il VIP, per Falconara, ci riprova di nuovo Ferrara dalla stessa posizione, caricando nuovamente dallo stesso piede come qualche minuto fa, ma come qualche minuto fa non trova la rete ma solo il muro perimetrale della palestra, e quindi rimessa lancio lungo da parte del portiere, dove si lotta dalla parte opposta del campo per mantenere il possesso della palla. Troiano riceve un contatto irregolare, anzi si lamenta proprio di un dolore al ginocchio destro. Riceve però il cambio e torna a riposare, a riprendersi dopo questo contatto forte, ed è l'occasione per la numero 8 Piccinno Arianna di fare il suo ingresso quest'oggi, quando il cronometro segna la metà di questo primo tempo di gioco. Vediamo intanto il Falconara che si muove bene con una serie di passaggi, viene recapitato un ottimo pallone a Ballardin che ritorna in posizione centrale con una buona per collaborare con la compagna, sfugge sotto ai piedi di Ferrara, un pallone impreciso. Numerosi intanto sono anche i cambi per il VIP, che dà una buona rotazione a tutte le giocatrici. Vanessa prova a far arrivare un buon pallone a Fernandez. Tanto ci godiamo il replay di questa giocata che ha fatto tenere il fiato sospeso a tutti. Fernandez forte in difesa, anche se secondo l'arbitro il contatto è stato irregolare. Al momento i falli delle due formazioni sono uno per il VIP e uno per Falconara. Torna intanto il cronometro a scorrere con l'attacco delle giocatrici maglia bianca. Viene raddoppiata Ballardin. Conoscono bene le ragazze del VIP le qualità e le capacità della ex compagna di squadra, quindi sanno bene come e quanto poterla pressare in difesa. Torna in attacco la formazione ospite con Elpidio che riprova a prendere la situazione in mano, prova a trovare la rete ma trova solo una calcio d'angolo. Ballardin calcia con forza e determinazione ma è impreciso la sua traiettoria. Vedete la palla in gioca Ricottini ed ecco che il VIP torna in attacco, palla che però finisce fuori dall'area di gioco con l'ultimo tocco di Piccinno, e quindi il Falconara riconduce l'attacco. Collaborazione a 3 sulla fascia alta, niente di irregolare secondo l'arbitro, ma è impreciso il passaggio di Fernandez che non trova la compagna che aveva già tagliato. Non avviene la collaborazione con Piccinno.
Fernandez si vede sottrarre il pallone, pericolosissimo in questo momento il Falconara, ma ci pensa tra Ricottini a difendere la porta avversaria. Applausi scroscianti da parte di tutto il pubblico, un'ottima parata quella del portiere Ricottini che salva ancora una volta la rete, la porta del VIP. Possesso per qualche secondo del VIP che decide di allontanare la pericolosità di questo attacco. Aspetta un attimo il VIP prima di tornare in attacco e c'è un contatto che viene sanzionato da parte del primo dell'arbitro. Nel frattempo però è stato chiesto un minuto di sospensione che permetterà alle due formazioni di riorganizzarsi. Un minuto che sarà sicuramente utilizzato dal Città di Falconara per organizzare un gioco, perché al momento sul cronometro i minuti a disposizione sono solo 7 e 42 secondi e il Falconara al momento si vede in svantaggio sull'1-0. Tanto ci rivediamo i replay di queste preziose giocate che hanno fatto emozionare il pubblico da casa e quello qui presente oggi a San Martino di Lupari. Occasioni che sono sfumate al controllo del Falconara, sono state decisamente molte, come altrettante sono state anche le occasioni del VIP. Sirena che sancisce la fine del time out e quindi le due squadre devono riposizionarsi in campo. Rimessa di Vanessa che trova la compagna Fernandez, la palla però le scivola dal controllo e la rimessa è di nuovo per Falconara. Numerosi passaggi che però vengono ben interpretati dal VIP che ci riprova a trovare la porta, sfugge il pallone al controllo di Fernandez, era uscito molto bene il portiere Sestari che aveva intuito la pericolosità dell'avversaria. Ora accelera in attacco Ferreira che prova a trovare la rete ma trova solamente la fine del campo. Calcio d'angolo ad opera di Cortés. Rimessa questa volta per il VIP e sarà proprio Vanessa a consegnare la palla al portiere che gliela riconsegna, passaggio profondo ma impreciso, lo aveva già intuito il capitano veneto. Gira bene la palla Falconara ma altrettanto bene si muove la difesa veneta e benissimo si muove Ricottini che allontana un altro pallone dalla porta e sfugge un'altra occasione per il Falconara che non demorde ma torna sempre carica, sempre con determinazione a cercare la rete. Ecco che il VIP prende il controllo dell'azione, passaggio lungo ma impreciso che non arriva da Bernardelle. Taglio profondo quello di Praticò che però era stato ben intuito anche da Fernandez.
contatto non irregolare secondo l'arbitro, quindi tutto continua ad essere giocato. Devia un altro pallone. Fernandez, autrice, ricordiamo, del primo gol per la formazione veneta lo scorso weekend contro CMB. Occhi puntati sull'attacco di Falconara, che continua a muoversi con rapidi passaggi, palla che resta in vita a pelo della linea laterale. Continuano a condurre il gioco le marchigiane fino a quando Troiano in scivolata riesce a rubare un buon pallone, ma non riesce a prendere pienamente il possesso, e così le ospiti ritornano in attacco, allontanandosi però dalla zona pericolosa. Momenti di denso gioco per entrambe le formazioni, che lasciano tutto il pubblico con un altro coefficiente di attenzione. Ballardin trova la compagna Ferrara sulla fascia destra, accelera Ferrara, prova a superare la presente difesa di Vanessa, ma la sapiente giocatrice del team veneto non si lascia scappare l'avversaria. Di nuovo Ferrara in attacco, prova con un passaggio per Praticò, passaggio che non arriva. Ritorna intanto in campo il numero 15 Kubasek, autrice della rete che vede il VIP condurre questo primo tempo di gioco. Ultimi 5 minuti a disposizione delle due formazioni prima di recarsi negli spogliatoi per riprendersi e riorganizzare il secondo tempo. Calcio d'angolo per Falconara, che però serve un pallone al VIP. Controllo che dura a poco per Troiano, e ne prende subito l'occasione Ballardin, che serve il pallone per Ferrara. Di nuovo passaggio per Cortés, si muove bene la formazione di Mister Domenichetti, che non riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria, trova una pressante difesa di Troiano. L'attacco ospite. Buon passaggio che viene poco controllato dalla polacca della formazione di casa, che chiede all'arbitro di sanzionare il contatto che le ha fatto perdere l'equilibrio, ma secondo l'ufficiale di campo nulla di irregolare. Quindi gli occhi tornano su una Troiano velocissima che prova a servire un buon pallone alla compagna senza successo. Di nuovo controllo del pallone per il VIP con Kubasek, ma non frutta questo attacco in maglia giallonera, e quindi può ritornare in difesa la formazione veneta, che allontana un altro pericoloso pallone. Rifà il suo ingresso in campo la numero 3 del VIP, Maddalena Anna. Incomprensione tra l'attacco ospite. È una buona occasione per il VIP per tornare in attacco, rimessa ad opera di Vanessa, che fa un lancio lungo e profondo per la compagna, che prova a controllare il pallone, ma involontariamente colpisce il portiere avversario. Sestari resta a terra tenendosi il volto, probabilmente un colpo ricevuto dalla testa di Kubasek. La giocatrice veneta le resta a fianco scusandosi per il contatto involontario, ma siamo certi che una botta, seppur
involontaria sul naso è davvero dolorosa. L'arbitro si assicura che non ci sia nulla di rotto, comunque nulla che impedisca a Sestari di restare in campo. Dopo qualche secondo di dolore sembra che la giocatrice stia meglio. E può ritornare la rimessa per il VIP che va sulla fascia opposta, ma aveva ben capito la traiettoria del pallone Ballardin, scusate, che devia con un colpo di testa. Colpi veloci e duri quelli di entrambe le formazioni. VIP che prova a trovare la rete, mentre il Falconara che prova ad allontanare la pericolosità che stava raggiungendo sempre di più la formazione veneta. È stato nel frattempo chiesto un minuto di sospensione dalle ospiti. Noi intanto ci riguardiamo il replay delle tutte le occasioni che sono state offerte al pubblico quest'oggi, giocate davvero di alta intensità. Tanto anche quest'oggi si sta giocando Cagliari contro Pescara, dove Pescara conduce su una rete contro la 0 di Cagliari. Bitonto invece Foligno sul 5-1 con Bitonto che resta in vantaggio. Molfetta e Verona anche si stanno giocando, ma il risultato attualmente è sullo 0-0. Possiamo tornare con gli occhi invece sul palquet qui di San Martino di Lupari, con la palla controllata da Falconara. Passaggio profondo per le ospiti che provano a sfuggire alla difesa avversaria, ma l'arbitro non fischia contatto irregolare, anche se inizialmente aveva quasi alzato le mani. E ritorna così in attacco Falconara. E si muove bene con passaggi profondi, accelera sulla fascia destra Elpidio, ma era ben posizionata anche Ricottini che allontana il pallone con un buon calcio. Pensa Ballardina a prendere il controllo della palla, anche se sente la pressante difesa della ex compagna. E di nuovo Vanessa prende il pallone, sfugge alla prima difesa, ma il secondo difensore si vede sottrarre il pallone e così Falconara può ritornare in attacco. Abbassa un po' ora l'intensità, decide di far muovere la difesa, probabilmente cercando uno spiraglio in cui poter penetrare e avvicinarsi alla porta avversaria, ma così non avviene. E così fa sempre la rimessa il Bitonto, palla che era rimessa in gioco da Ferreira. Vip con un passaggio lungo e profondo prova a raggiungere Kubasek, che però è stata raddoppiata in difesa e quindi non poteva far altro che ritornare con le compagne in difesa. Arriva veloce a seguito di un contatto anche Ballardin, colpisce
lo staff del VIP, ma dopo degli abbracci e delle rassicurazioni si può tornare a giocare. Ultimi 120 secondi di questo primo tempo nella quarta giornata di futsal qui in diretta da San Martino di Lupari. Vediamo che continua il gioco ad essere intenso, fiato che rimane sospeso come la palla sospesa nel tentativo di entrare nella rete avversaria, dei tocchi un po' sbadati anche da parte di Ricottini, non si è ben capito nella confusione chi aveva toccato per ultimo la palla, ma fortunatamente per le venete il pallone resta lontano dalla rete, non supera la linea nera e quindi il risultato a tabellone non cambia. VIP ancora 1, Falconara 0. Tutti i tifosi sostenitori della squadra marchigiana avevano già immaginato la rete, ma possono ora esultare i veneti che applaudono e sostengono il VIP che si porta sullo 2-0. Gioiscono le ragazze, anche se per la troppa gioia ed esultanza c'è stato un contatto forte e doloroso tra Vanessa e Fernandez. Troppa gioia è scoccata in un colpo di testa, in una testata tra le due giocatrici. Al pubblico ha applaudito e si è alzato in piedi alla realizzazione della seconda rete. Velocissimo il VIP, recupera un pallone che rimette in campo cercando la collaborazione con la compagna, palla che però arriva un po' troppo vicino alla linea di fondo. Prova ad accelerare anche Falconara che in velocità in questo ultimo minuto a tabellone prova a ridurre almeno il vantaggio dalle venete per cercare di avvicinarsi alle avversarie, ma in questo momento abbassa un po' la velocità e l'intensità il Falconara, non c'è una buona intesa tra tre attaccanti e quindi un'occasione d'oro per il VIP che però si trova triplicata in difesa, è da solo in questo momento Salvador, c'è un 2 contro 3 in attacco del VIP in svantaggio e quindi ritorna in difesa, pericolosissimo e trova la soddisfazione personale. Una ottima collaborazione tra le due giocatrici di mister Domenichetti. Ballardin serve un ottimo pallone a Elpidio, rivediamo infatti il replay di come Ballardin serva un ottimo pallone alla compagna che era già in una buona posizione vicinissima alla porta. Arbitri che fanno posizionare correttamente le giocatrici a 30 secondi dalla fine del primo tempo. VIP 2, Falconara 1. Aumenta l'intensità di nuovo il Falconara che per pochissimo si vede sfumare un'altra occasione di rete, ora da sola la numero 6 del VIP Fernandez nulla poteva se non tornare in difesa, palla imprecisa e triplicata dalla difesa avversaria. Di nuovo Falconara, 10 secondi a disposizione, si muove bene, giocatrice in centro, prova Ferreira a trovare la rete ma c'era altrettanto la difesa avversaria che allontana il pallone. Pochi secondi sul cronometro, prova a sfruttarli tutti il Falconara con un passaggio profondo che avrebbe dovuto arrivare da Elpidio, ma la palla non trova la compagna come sperato e finisce così il primo tempo tra VIP Falconara 2-1. Ci prendiamo anche noi una pausa e ci rivediamo qui tra pochi minuti per il secondo tempo di questa quarta giornata di futsal femminile.
Ed eccoci tornati in diretta dal palazzetto di San Martino di Lupari. Siamo pronti per ricominciare il match. Nel frattempo, finché le squadre si sistemano, ci godiamo degli highlights del primo tempo di gioco. Un primo tempo, come vediamo da questi importanti momenti del match, primo tempo dettato da numerose occasioni per entrambe le formazioni. Vediamo come le due squadre hanno aumentato sempre di più l'intensità, aumentato la forza e la dinamicità di questa giocata, azioni stupende con parate di tacco, con occasioni di 2 contro 1 che hanno portato alla realizzazione di 2 reti per il VIP e dell'ultima rete realizzata dal Falconara in pochi minuti prima della fine del primo tempo. Mentre le due formazioni adesso si saranno sicuramente confrontate, si saranno sicuramente le giocatrici organizzate per regalarci uno spettacolo ancora più emozionante, ancora del bellissimo futsal. Nel frattempo negli altri campi il match tra Cagliari e Pescara vede il risultato congelato sullo 0-1 con Pescara in vantaggio. Bitonto-Foligno il risultato si è modificato sull'8-1 per il Bitonto, mentre anche Molfetta e Verona restano sullo 0-0. Gli occhi nostri possono tornare sul parquet perché il match ha ricominciato a giocarsi con un attacco del Falconara, con una buona serie di passaggi tra le ragazze di mister Domenichetti. Prova a superare la difesa di Ballardin, senza successo però per Vanessa, che deve fare la rimessa laterale, l'ultimo tocco, come è anche in questa occasione, della giocatrice in maglia bianca. Si lotta per il pallone, tanto che resta a terra la numero 4 Cortés. Cortés ancora per Elpidio. Blocca l'avanzata ospite la difesa di Fernandez. Nuovamente gioco controllato dal Falconara, ma per pochi secondi, perché poi interviene pressante Fernandez, che realizza anche un fallo, primo fallo di squadra per questo secondo tempo di gioco. Ballardin sfugge al primo difensore, ma al secondo si vede sottrarre il pallone ed è proprio Fernandez anche l'ultima che tocca la palla, quindi come indicato dall'ufficiale di campo la rimessa sarà per le ospiti. Imprecisione nei passaggi delle falconaresi. Attacco di nuovo per il VIP, che si muove bene, riesce a eludere la difesa avversaria anche se per poco. Si lotta per il pallone. Ballardin rimette la palla in gioco, trova subito il Cortés e si muove ancora bene l'attacco di mister Domenichetti, che muove il pallone costringendo la difesa avversaria ad essere sempre attiva e concentrata.
Per ora l'attacco è del padrone di casa con la numero 15 che sfugge al raddoppio difensivo ma non riesce ad avere la meglio Kubasek e quindi per un attimo le sottraggono il pallone, gioco di piedi per il VIP che cerca di sfuggire alla difesa avversaria. I contatti ora si fanno più pressanti e più forti. L'arbitro aveva in prima sbagliato a segnalare la rimessa, si corregge prontamente e pronto il VIP a rimettere la palla in gioco, nuovamente rimessa, questa volta rimessa per Falconara. Ed ecco di nuovo la serie di passaggi tipici del gioco di quest'oggi del Falconara, ma ha ben capito le intenzioni avversarie. Salvador che serve un pallone d'oro per la compagna, non trova la rete Fernandez, talmente disperata quasi da mangiarsi la maglietta. Un'occasione che tutti avevamo già visto concludersi con una rete, ma il bello di questo sport è che le emozioni e le sorprese non finiscono mai. Ed ecco che ritorna in attacco per qualche centimetro il Falconara ed in scivolata ci pensa bene Salvador a fermare l'avanzata avversaria. Intanto c'è un cambio per mister Domenichetti che vede uscire la numero 21 per lasciare posto alla numero 5 Praticò Silvia, classe 2002. Rivediamo intanto il replay di come il pallone abbia sfiorato la terza rete per le venete. Ottima parata anche di Sestari che impedisce a Vanessa di trovare la soddisfazione personale quest'oggi. Ed ecco di nuovo in attacco velocissimo il Falconara che si trova a dover sfuggire alla difesa pressante di Kubasec che ora va a riposare in panchina mentre ritorna in campo la numero 13 Bernardelle. Passaggio all'indietro che però non trova la compagna come sperato. L'ultimo tocco era del Falconara, quindi rimessa per il VIP. Giocata veloce e imprecisa quella effettuata dalle venete che ritornano in difesa mentre le marchigiane conducono il gioco con una fitta rete di passaggi. Carica di sinistro Elpidio, numerose occasioni a disposizione di questa ragazza che però non riesce a trovare la soddisfazione personale. Ed ecco che ritorna in attacco il VIP con un passaggio per Bernardelle, rinvia a Vanessa che ci riprova a collaborare con Maddalena, ma ne ha la meglio Falconara con un buon passaggio per Cortés. Ci ripensa il VIP, prende il controllo in 2 contro 1, palla un po' troppo lunga, non viene ben servita a Bernardelle, quindi il Falconara con Cortés torna in attacco. Passaggio per Praticò che prova a trovare la rete, era già pronta in scivolata Elpidio.
giocata che non frutta la rete come sperato. Rivediamo il replay mentre in campo Praticossi riceve un cartellino giallo da parte dell'ufficiale di campo. 1-1 ora i falli di squadra per le due formazioni. Prima ammonizione della serata, in un gioco che comunque fino ad ora si è svolto nel rispetto delle regole e dell'avversario, anche se nel secondo tempo i contatti si sono leggermente fatti un po' più sentire, ed ecco che il pallone esce con un colpo, un tocco ultimo effettuato da Bernardelle, chiedo scusa. Troiano si vede sottrarre la palla da una veloce Ferreira. Esce dalla propria zona il portiere Ricottini, che prova nella collaborazione con la compagna, ma la palla viene colpita oltre la linea di fondo campo del lato opposto. E quindi Falconara può ritornare in attacco. Si vede impreciso l'attacco di Ferreira. Occasione sprecata anche per Bernardelle, che ora deve inseguire l'attacco avversario. Non è precisa Praticò, che allontana il pallone dalla rete avversaria. Vip con Troiano in collaborazione con Bernardelle, ed ecco per Ricottini che perde la palla sulla fascia laterale. Rimessa per le falconaresi. Ottima la posizione del capitano veneto, che con il petto blocca una palla avversaria. Ecco che il Vip ritorna in attacco con un passaggio però impreciso effettuato da Vanessa. Ulteriore cambio per il team marchigiano, che vede ritornare in campo l'ex di turno. Cronometro che torna a scorrere con possesso del pallone per le ospiti. Ferrara però non riesce a portare a conclusione l'attacco e la palla torna in possesso delle padrone di casa, con Ricottini che fa un lancio lungo per Bernardelle. Secondo fallo di squadra per il Vip, e questa è un'altra occasione per Falconara di tornare a condurre il gioco. Bernardelle prova a sfuggire alla difesa di Troiano finché decide di ripassare a Ferrara. Palla che non arriva a destinazione come sperato dalla numero 21 del Falconara. Maddalena rimette la palla in campo per Vanessa, lancio lungo per Bernardelle che però non trova la compagna. Ecco che Falconara ritorna in attacco con Ballardin che accelera, prova a scappare a Maddalena, nulla di irregolare secondo l'arbitro. Passaggio profondo per Bernardelle che deve lottare contro Ferreira, ed ecco che esce vincitrice l'attacco marchigiano.
Ferreira ancora avanza finché trova la collaborazione con la compagna che carica di destro, prova a trovare la soddisfazione personale Ferrara, ma trova la posizione perfetta del portiere veneto. Kubasec non riesce a controllare il pallone servitoli dalla compagna. Nel frattempo ritorna in campo la numero 10 del team veneto, Giulia, ricordiamo che ha segnato il suo primo gol nella Serie A italiana lo scorso weekend, quindi sono tutti fiduciosi i tifosi del VIP di rivederla protagonista questa sera. C'è stato nel frattempo una modifica nella match tra Bitonto e Foligno, dove Bitonto ha realizzato altre 2 reti, quindi Bitonto conduce sul 10-1, mentre gli altri campi restano invariati: Molfetta Verona 0-0, Cagliari Pescara 0-1. Anche qui al momento, dall'inizio del secondo tempo, non vi sono state realizzate altre reti. Ricordiamo autrice delle 2 reti per il VIP Kubasec e Fernandez. Attacco ancora ben condotto e ben organizzato da parte di Falconara, che si trova con Ballardina a dover sfuggire a un raddoppio difensivo. Rimessa ancora per Falconara, che non realizza precisamente il dai e vai tra Ferrara e la compagna Cortés. Torna in attacco la squadra veneta con un passaggio profondo, si lotta per il pallone, tanto che le 2 giocatrici perdono l'equilibrio. Fallo realizzato dalle venete, quindi passano a 3 i falli di squadra per le padrone di casa, restano a 1 i falli di Falconara, ed ecco di nuovo Cortés, un buon passaggio per Ferreira. Di nuovo Cortés trova sulla fascia laterale la compagna Elpidio. Ed ecco Ferreira ancora in punta. Si muovono bene le ragazze della formazione ospite di questa sera. Occasione che non si fanno scappare con precisione e delicatezza. Mette la palla in rete Ballardina, autrice della rete che porta a parità il Falconara. Ed ecco il replay di come precisamente Cortés abbia servito il pallone a Ballardin, che segna e si porta sul 2-2 questo match a metà del secondo tempo di gioco. È ancora una partita che ci può regalare grandi emozioni. Ballardin, più carica che mai, sfugge a 2 difensori che le si pongono davanti fino a quando non si vede sottrarre il pallone. Ricottini rinvia il pallone, trova Giulia, anche se ne ha la meglio Ferreira, subito per Cortés. Di nuovo per Elpidio, che si trova chiusa da un raddoppio difensivo. Palla che poteva portare in vantaggio la squadra marchigiana. Vediamo infatti il replay di un'occasione d'oro che è in questo momento sfumata per la formazione di mister Domenichetti. Riprende per qualche secondo il possesso del pallone Falconara, ma ci pensa subito Giulia.
colpi veloci e rapidi, quelli che ora attua il VIP, cerca di fermare l'avanzata della squadra ospite che si è ulteriormente caricata dopo aver raggiunto la parità nel punteggio. Ottima parata anche di Ricottini, che questa sera difende magistralmente la propria porta, apportando un preziosissimo contributo alla propria squadra. Ancora rimessa per le marchigiane. Palla in punta, trova subito Cortés in collaborazione con Ferreira. Di nuovo Cortés, si allontanano le ospiti finché Ferreira non decide di accelerare, ma trova la difesa pressante della numero 10 veneta. Ed ecco che il cronometro torna a scorrere con un attacco marchigiano. Si muovono bene le ragazze in maglia bianca, che servono una serie di passaggi che però l'ultimo viene intercettato dal VIP, che prova da una buona distanza a trovare la soddisfazione personale. Invece Fernandez, la seconda sarebbe per lei questa sera, ma sbaglia non di poco la sua traiettoria e quindi il pallone finisce troppo distante dalla porta avversaria, e questo permette a Falconara di tornare in attacco con una buona accelerazione da parte di Ferreira. Ferreira ancora da una posizione di punta abbastanza distante prova a caricare di destro, ma non trova la rete come sperato, e così non può far altro che, insieme ai suoi compagni, tornare in difesa. Lungo impreciso questo lancio che permette a Sestari di rimettere la palla in gioco e di far tornare in attacco la propria formazione, con Cortés che collabora con Ferreira. Di nuovo Cortés trova però la difesa di Vanessa. Di nuovo in attacco la formazione ospite. Resta molto alta la squadra marchigiana, con Cortés che però si vede allontanare la palla da una decisa Salvador. Prova a recuperare il pallone Fernandez, senza successo, perché lo prende subito Sestari, che fa un lancio lungo che però non arriva a destinazione da nessuna compagna. Ed ecco di nuovo attacco del VIP con Vanessa che carica bene, ma trova altrettanto buona la posizione di Ferreira, che ferma il pallone. Attacco di nuovo del VIP, che però dura davvero poco, sbaglia il passaggio Salvador, ed ecco di nuovo Ferreira per Cortés, senza successo, perché si rifà il numero 14 veneta, che serve un pallone ben recuperato da Vanessa. Si era pericolosamente avvicinato il VIP, non c'è però fallo come richiesto da mister Domenichetti. Nulla di irregolare secondo gli ufficiali di campo, anche se la giocatrice resta un attimo a terra.
Nel frattempo si conclude il match tra Bitonto e Foligno, con Bitonto che vince sull'11-1, mentre gli altri campi restano invariati. Qui invece altri 7 minuti e 26 che vedono intanto effettuare un cambio per la formazione ospite, e fa il suo ingresso in ritorno in campo Ballardin, l'autrice del gol che ha portato la formazione ospite al pareggio. Numeroso anche il pubblico accorso in questa domenica pomeriggio per sostenere le proprie ragazze. Sempre bello vedere come lo sport raduni e unisca così tanto la comunità. Ed ecco che ritorna il cronometro a scorrere con un attacco del Falconara che dura davvero poco. C'è stato un contatto però non irregolare secondo l'arbitro, anche se Troiano aveva richiesto di sanzionare Ferreira. Palla che non viene ben recapitata a Fernandez, perché l'ultimo tocco è stato del piede di Ferrara che allontana la palla dalla giocatrice veneta, ed è sempre rimessa per il VIP. Vanessa prova a trovare la compagna in zona centrale d'attacco senza però riuscire a portare a termine la giocata, ed è di nuovo rimessa per le ospiti. Palla che sarà rimessa in gioco da Ballardin e trova subito Ferreira. Ferreira prova a caricare di destro, ma la difesa veneta devia il pallone bloccando l'avanzata avversaria. Si lotta in qualche centimetro di campo per cercare di evitare un'altra rete del Falconara, che ora sembra molto determinato e orientato verso la porta veneta. Carica in modo però impreciso Elpidio, che non trova la soddisfazione personale dopo i numerosi tentativi da lei avuti questa sera. Rimessa laterale che sarà operata da Vanessa. Decide per un passaggio profondo e lungo che non trova la compagna, e quindi occasione per Falconara di tornare in attacco con Ballardin che trova Elpidio, di nuovo Ferreira. Fitta rete di passaggi per le ragazze di mister Domenichetti, finché interviene il VIP che allontana il pallone. Sapientemente o fortunatamente riesce a far colpire il VIP, far colpire il pallone dal Falconare, quindi di nuovo rimessa per il VIP. Non riesce a mantenere la palla in vita Kubasek. Rimessa del VIP con Troiano che rimette la palla in gioco per Vanessa.
intensità che non è minimamente calata in questo secondo tempo di gioco, che continua ad essere contraddistinto da forza e tenacia per entrambe le formazioni, anche perché ricordiamo la squadra veneta ha voglia di riscatto dopo la sconfitta dello scorso weekend. Nel frattempo è stato richiesto un minuto di sospensione dalla formazione ospite. Mister Domenichetti vorrà sicuramente cercare di organizzare un nuovo gioco, una nuova soluzione di attacco, perché mancano solo 5 minuti a cronometro e il risultato è al momento fermo sul 2-2, situazione di parità che è stata, ricordiamo, possibile grazie alla rete realizzata da Ballardin. E ora rivediamo anche il replay di come il 2 contro 1 del VIP non abbia fruttato purtroppo la rete che avrebbe potuto portare in vantaggio la formazione veneta. Sicuramente questo è un match che si sta dimostrando molto rapido e veloce dalle tante occasioni per entrambe le due formazioni. Ed ecco che nel frattempo è finito il tempo a disposizione dei due mister per questo time out. Si torna in campo con la rimessa per Falconara. Palla in punta per Cortés, che collabora imprecisamente con le compagne, ne coglie subito l'occasione Troiano, però arriva fino alla zona d'attacco avversaria, ma le viene sottratto il pallone. Ed ecco passaggio lungo di Ricottini, ma che viene intercettato da un colpo di testa di Cortés. Di nuovo palla per Ferrara, che bloccato l'avanzata marchigiana da una veloce e determinata Kubasek. Fernandez per Vanessa, che nel tentativo di un passaggio trova invece Elpidio che le devia e le blocca il passaggio. Fernandez di nuovo, ma Elpidio ancora una volta presente in difesa. Per superare metà campo il VIP ritorna con un passaggio lungo e profondo per Kubasek, ma colpo di testa, anche se ritenuto dal pubblico un po' irregolare da parte della numero 21 del Falconara. Ottima parata anche per Sestari, che blocca una possibile rete per il VIP. Ritorna intanto in campo Ferreira e noi ci godiamo un importante replay di una parata magistrale del portiere falconarese. Riconduce il gioco la formazione ospite con i suoi caratteristici numerosi passaggi, che però ora vengono stoppati dalla presenza di Fernandez, che si vede però sottrarre il pallone proprio nell'inizio dell'attacco. Passaggio intercettato anche da Ferreira, la velocità e l'imprecisione ora aumentano, e aumentano anche le reti per il Falconara, ed è proprio autrice della terza rete questa sera il Ferrara Erika, che porta il Falconara a una rete di vantaggio dalle venete. VIP 2, Falconara 3. Ed ecco il replay di come abbia portato la propria formazione in vantaggio.
C'è stato anche una variazione di risultato tra Cagliari e Pescara, che vede Cagliari a 0 reti contro Pescara a 2, e finisce così anche quel match. Frattempo qui è stato chiesto un minuto di sospensione, questa volta dalla formazione veneta. Una formazione veneta che vorrà sicuramente organizzare un attacco per provare a portarsi in parità e perché no anche in vantaggio, visto che il Falconara ha prontamente portato il risultato a proprio vantaggio. Ora le ragazze venete dovranno cercare di rendere più precise i propri attacchi, cercare di realizzare ogni avanzata verso la porta avversaria, perché il tempo sul cronometro non è molto, sono solo 3 minuti e 20 quelli ancora a disposizione delle due squadre per questo secondo tempo di gioco. Per il momento finisce il time out, gli arbitri richiamano in campo le giocatrici. La rimessa questa volta è del VIP, cambia anche tattica, ora la formazione veneta prova a giocare con il portiere di movimento e ne è incaricata Troiano, il capitano con il numero 11 sulla maglia. Giocata da piatto sospeso, quella appena realizzata da Elpidio, che prova a sfruttare la scelta d'attacco, la giocata col portiere di movimento, ed ecco che di nuovo c'è un contatto irregolare, cartellino giallo assegnato alla numero 11 del VIP, seconda ammonizione della serata. La prima, ricordiamo, era stata attribuita a Praticò Silvia del Falconara, mentre questa seconda Troiano Jessica del VIP. Sono ora 4 i falli di squadra per la formazione veneta, mentre restano fermi a 1 i falli del Falconara. Rimessa per le ospiti, Ferreira che serve un buon pallone per Elpidio, di nuovo per Ferrara, palla che torna in punta, si muove veloce il Falconara con Ballardin che realizza un'altra rete, porta sul 4-2 la propria formazione, doppietta per l'ex giocatrice del VIP. Aumenta notevolmente il divario con le padrone di casa. Falconara si porta in vantaggio di 2 reti. Ora il VIP deve assolutamente provare il tutto per tutto. Il tempo a cronometro è di 2 minuti e 30 secondi, quindi deve cercare di spingere ed aumentare l'intensità e la precisione in ogni giocata. Ecco che Vanessa torna in attacco sempre con determinazione, prova a trovare la rete, ciò non avviene. Scambi veloci ora tra il portiere Ricottini e il capitano Troiano. Palla che sfiora la quinta rete per il Falconara, colpisce però il palo e ci pensa bene Ricottini ad allontanare con determinazione il pallone. Pronte in difesa le venete che provano a muoversi precisamente e costantemente sui passaggi del Falconara.
Passaggio lungo e profondo da Sestari. Nuovamente attacco del VIP. Palla che arriva perfetta a Kubasec, che prova e cerca una collaborazione con una compagna che però non arriva. Arriva invece la difesa avversaria che le sottrae il pallone. Per qualche metro riconduce il gioco la squadra in maglia bianca, ma tutto viene fermato con una rimessa. Il cronometro torna a scorrere. Baraldin per Elpidio che sbaglia e colpisce il proprio mister. In realtà era voluta allontanare la palla, far uscire la palla dal campo, perché era rimasta a terra un'avversaria, ed è quella che vediamo è proprio Salvador Andrea, numero 14, che lamenta un dolore alla caviglia destra. Entra subito tutto il team medico per aiutarla. Fatica proprio ad appoggiare. Applausi del pubblico e di tutti i tifosi per questa giocatrice, augurandole che non sia nulla di grave. E così il gioco può tornare a svolgersi con la sostituzione da Salvador per Giulia. Solo 100 secondi per il team veneto, che deve provare a raggiungere le avversarie che hanno ben comunque lavorato durante tutto il match, ma la giocata non ha fruttato, questa ultima giocata non ha fruttato come sperato una rete, e quindi ci riprova tornando in attacco il VIP con Troiano che rinvia il pallone per la compagna. Esce anche Ferrara, al suo posto ritorna in campo Cortés. Passaggio lancio lungo e profondo, quello di Sestari, che arriva nelle mani precise di Ricottini. Palla che colpisce la struttura superiore del palazzetto. Si allontanano sempre di più le speranze per il VIP di tornare a parità di reti con le marchigiane. Ballardin che prova dalla rimessa a servire una palla lontana, che però trova le mani di Ricottini. Passaggio profondo, si lotta per il pallone ma perde l'equilibrio e perde anche il pallone Fernandez. Di nuovo pericolosissima l'attacco del VIP, che però viene ben fermato da Cortés. Kubasec prova caricando di destro. Ecco che di nuovo il VIP in attacco prova con Vanessa una collaborazione con Troiano. Non c'è stata però una buona intesa tra le due giocatrici venete, e quindi ritorna in attacco il Falconara, che attacca ma con un po' meno di dinamicità rispetto alle altre giocate in attacco. Ci prova di nuovo Vanessa a mantenere il possesso della palla, ma sfugge un buon pallone a il VIP. Palla di rimessa laterale per Ballardin, riparte il cronometro, ma finisce così. VIP 2, Falconara 4, e porta a casa una
importante vittoria il Città di Falconara, vittoria conquistata con un ottimo gioco ma anche una buona coesione tra tutte le giocatrici. Prossimo match per il VIP sarà domenica prossima in trasferta contro la formazione di Kick-Off, partita che potrete seguire sempre qui nel nostro canale per sostenere le ragazze venete che affronteranno la squadra Kick-Off in trasferta. Un applauso anche da parte nostra a entrambe le due formazioni che si sono battute e hanno giocato un bellissimo futsal. Un saluto anche da Veronica e buona domenica a tutti.